Ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Info Friuli Venezia Giulia. Ritorniamo in diretta e ci immergiamo subito nelle ultime novità dell'Arlef, l'agenzia regionale per la lingua friulana. Andiamo a scoprire tra le ultime novità anche il canale YouTube proprio creato dai giovani e per i giovani, che racconta le avventure di un gruppo di giovani friulani pronti a raccontarsi e a coinvolgere tutti con un pizzico di ironia, l'ingrediente principale. Andiamo a sentire i nostri ospiti che sono stati presenti ai nostri microfoni: il presidente dell'Arlef Eros Cisilino, l'assessore alle autonomie locali, assessore regionale Pierpaolo Roberti, e tra i ragazzi Federico Benedet. Andiamo a sentire di più. Buongiorno, oggi parliamo del canale dedicato appunto ai video realizzati da 8 giovani in lingua friulana. Chiaramente si chiama Giù al tubo, giù per il tubo, ed è un nome simpatico che chiaramente dà questa ampiezza di visioni in tutto il Friuli. Abbiamo i giovani che arrivano dalla Carnia, ma anche dalla zona di Fanna, oppure anche dalla zona del centro Friuli, del medio Friuli, e diciamo tutta questa ricchezza linguistica si combina anche con le loro passioni, le loro attitudini e la loro capacità di sperimentare e mettersi in mostra. E quindi abbiamo anche la protezione civile, ma anche la parte storica, la parte naturalistica, ottimi consigli e tra l'altro modi di dire che fanno sempre bene alla nostra storia, alla nostra lingua. Una delle cose da mettere in evidenza è appunto questa grande capacità e professionalità che è emersa da subito, con piccoli aiuti da parte nostra, ma diciamo che tutto l'hanno fatto loro, e quindi speriamo che nei prossimi futuri, insomma, abbiamo ancora la capacità e la possibilità di avere altri giovani, oppure anche loro chiaramente, che possano dare manforte alla lingua friulana, ricordando a tutti i genitori che in questo momento ci stanno vedendo che entro il 28 di gennaio è importante che i genitori appunto scelgano la lingua friulana per i propri figli a scuola. Quindi è un invito che si fa, ma soprattutto è una prospettiva importante anche per accrescere il numero di ore che in questo momento si stanno facendo appunto in tutte le scuole. Oggi la presentazione di un'iniziativa importantissima, come tante presentate dall'Arlef, che sempre più ci ha abituato a saper diversificare gli strumenti per arrivare all'obiettivo comune, che è quello della regione, ovvero quello di preservare quanto più possibile ed ampliare l'uso del friulano all'interno del territorio del Friuli Venezia Giulia. Stavolta lo si fa con questo strumento, che è un canale YouTube ideato, condotto, diretto da giovani che parlano ad altri giovani. In tutto questo i punti interessanti sono essenzialmente due. Il primo è che appunto potremo parlare con i giovani del Friuli Venezia Giulia, ma essendo uno strumento informatico potremo raggiungere anche quei tanti friulani che sono emigrati di prima, seconda, terza generazione, che vivono dall'altra parte del mondo. Il secondo aspetto è che all'interno volutamente di questo gruppo di youtubers ci sono anche dei ragazzi che non parlano perfettamente il friulano e che quindi potranno raggiungere in modo più diretto e permetteranno agli utenti di immedesimarsi in quel ragazzo nato in Friuli, che è circondato da persone che parlano in friulano e che magari non lo parla ancora tanto bene, e in questo modo potremo raggiungerlo e aiutarlo a imparare meglio la sua lingua. Sì, siamo partiti con questo progetto già da un po'. Oggi c'è stata la presentazione, dopo che comunque era già stato un po' lanciato con questi primi 3 video come progetto pilota. Parliamo in friulano, parliamo però di cose nostre, parliamo ai giovani, ma anche a una fascia di età dai 10 ai 99 anni, come i giochi da tavola. E niente, abbiamo tanti interessi che si rispecchiano poi nei video, e la speranza è appunto quella di, prima di tutto, di divertire. Poi se c'è la possibilità anche di raggiungere scopi più alti e di farsi latori di un'espansione della lingua e portarla anche ai giovani, sarebbe bellissimo. Grazie.